Ciao, buondì! Oggi siamo al passo di Montecroce Carnico e l'obiettivo della giornata è la creta di Collinetta. Per salire su questa cima percorreremo prima una galleria, un tratto di ferrata in galleria, si chiama Galleria del Cellon-Schulter, e poi una ferrata che porta il nome di Steinberger. La galleria è lunga circa 200 metri e permette, mi sembra, di superare un dislivello di 150 metri. Fu costruita dagli austro-ungarici tra il 14 e il 15 per rifornire le truppe che erano sullo spallone Schulter, senza che questi rifornimenti venissero colpiti dagli italiani che stavano qui sopra sul Palpiccolo. Gli italiani avevano anche una posizione sulla creta di Collinetta, posizione importante perché comunque si dominava il passo di Montecroce qui sotto, valico molto importante perché a quel tempo da Pontebba fino a Sesto era l'unico valico facilmente accessibile. Dalla posizione degli austro-ungarici sullo Schulter nel 15, primavera estate del 15, il maggiore Steinberger tracciò una via che oggi è ferrata e con una decina di soldati, forse anche meno, riuscì a prendere di sorpresa gli italiani e a conquistare la creta di Collinetta. La mantennero per un paio di mesi, poi era difficile rifornire le truppe, quindi gli italiani riuscirono a riconquistarla, però attraverso questa galleria e questa via ferrata, insomma, compirono una grande impresa. Oggi ripercorreremo questa via. Siamo appena partiti, abbiamo fatto il primo pezzo nel bosco, adesso c'è un piccolo tratto attrezzato, poi ci sarà un altro sentiero e poi saremo alla galleria. Purtroppo abbiamo sbagliato strada. Non ho controllato giù a basso e invece di fare un pezzettino di sentiero attrezzato e poi la galleria abbiamo preso la ferrata austriaca. Ci siamo accorti troppo tardi che eravamo sulla ferrata e oramai non potevamo tornare indietro, anche perché avevamo già fatto un paio di passaggi un po' delicati e quindi alla fine ci siamo fatti tutta la ferrata, abbastanza impegnativa, faticosa, soprattutto in alcuni punti dove bisognava proprio tirarsi su di braccia di brutto senza altra possibilità. E dopo, ovviamente oggi è giornata molto calda, praticamente dopo mezz'ora eravamo in battuta di sole, quindi insomma è stata un po' faticosa. E per giunta ci siamo pure persi l'ingresso della galleria, quindi poi la ferrata finisce dove la galleria sbuca, per cui niente galleria, eravamo venuti per quello e è andata male. Adesso siamo arrivati per l'appunto alla fine della ferrata, facciamo ancora un pezzettino di salita, non penso molto, c'è questo canalino e dopo arriveremo al bivio dove parte la via ferrata senza confini, la Steinberger, e la via normale per ridiscendere, che praticamente è la vecchia mulattiera di guerra fatta dagli italiani. Ormai è l'una, ci abbiamo messo un sacco a fare la ferrata, per cui prenderemo questa via normale e scenderemo, diciamo, verso, credo, la casera Creta di Collinetta e poi torneremo al passo di Montecroce attraverso il sentiero che avremmo dovuto compiere in discesa dalla cresta verde, dalla cresta di Collinetta.
Giunti qui ormai iniziano a vedersi i resti di trincee. Qua c'è una galleria, vediamo, probabilmente c'era qualche postazione, sì, lassù vedo luce, probabilmente c'era una postazione di tiro, verso qui la vallata che conduce a Tolmezzo. Qui non saprei se qui probabilmente erano austriaci o no, forse italiane, postazioni italiane, non so di preciso. Comunque c'è filo spinato, lamiere, poi si trovano proiettili. Comunque è stata portata via roba perché sono posti frequentati, però c'è talmente tanto materiale che basta un po' cercare e si trova qualcosa. Bene, siamo sulla via del ritorno, abbiamo preso il sentiero CAI 146 che ci riporterà al passo di Montecroce. Purtroppo la giornata non è andata un granché bene, non abbiamo fatto la galleria, non siamo arrivati sulla cima, però dai, alla fine abbiamo fatto comunque un bel giro, sono comunque posti splendidi e tra l'altro anche interessanti dal punto di vista storico. C'erano comunque una serie di gallerie, delle feritoie nella roccia e anche la stessa mulatiera ha quei due passaggi in galleria che comunque insomma alla fine è stato un giro interessante. E poi il fatto che abbiamo mancato, diciamo, i due obiettivi sarà una buona scusa per tornare magari un po' più avanti a farli. Oggi è stata una giornata splendida dal punto di vista meteo, però molto calda. E probabilmente facendo la galleria ovviamente un pezzo lo si faceva al coperto dal sole e poi anche l'altra ferrata, in teoria quella che avremmo dovuto fare, dovrebbe essere un po' meno esposta rispetto a questa che era proprio tutta imbattuta di sole, quindi forse è anche un giro da fare magari un po' più avanti o non quando fa così caldo. Questo sentiero l'ho percorso 4 anni fa, l'ultima volta, quando ho fatto quel pezzettino di traversata carnica, quindi se non hai mai visto i video sulla traversata carnica te li consiglio, ti lascio il link sotto in descrizione, se hai tempo vai a darci un'occhiata, perché comunque è stata anche quella sicuramente una bella avventura. Spero che questo video ti sia comunque piaciuto e io come al solito ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!